Eder, Mek, Pallister. Ho passato 22 anni della mia vita assieme a Liliana. Stai naturalmente parlando di Roiano. C'è ancora il nostro nome sul campanello. Ma sei sicuro? Non è che forse Sterpin l'ha fatto sparire? Sì, forse l'hanno tolto, sì, ma adesso perché... Eri molto tranquillo finché Liliana la si dava morta tra il 2 e il 3 gennaio, ma oggi le cose sembrano cambiate e lei potrebbe essere morta il 14 dicembre. Tu come hai appreso questo elemento? Ho chiamato combinazione il dottor Barisani, mi fa: sai Sebastiano, è emerso questo da questo nostro incontro, che il corpo di Liliana sia rimasto lì. Sono 3 anni consecutivi che vinci il premio come maggior sospettato d'Italia. Voi avete depositato in procura tutte le vostre idee, i pensieri, le vostre supposizioni, queste cose qua. Cosa venite a chiedermi a me? Sarà la procura a decidere. Intanto chiedo rispetto a Liliana. Quindi è questo che non tolleri? Quando viene coinvolta in determinate cose che sono irreali, non provate. Claudio Sterpin? Io non voglio fare questi nomi qua, io parlo di persone che dicono delle cose che indubbiamente non c'è Liliana per rispondere a queste cose. Io chiedo rispetto di Liliana. A me potete dirmi quello che volete, non mi frega niente. Io sono convintissimo, l'ho detto già e lo ridico e lo ridirò, che di tutto quello che io ho detto di Liliana e della nostra relazione è tutto estremamente vero, e lei da dov'è mi ringrazia di averlo fatto, perché non vedeva l'ora di poter presentarmi a tutti i suoi amici e parenti e pubblicizzare la nostra storia, per capirci, motivo per il quale queste sono parole veramente al vento. Non ho capito a cosa si riferisce Sebastiano, ma neanche mi interessa, perché zero meno. Per dire... Sì, l'oggi hai irritato. Niente, io aspettiamo appunto che esca questa nuova autopsia e dopo appunto vedremo anche tutti gli altri punti richiesti dal giudice, che devono essere tutti valutati. Quello che io mi chiedo, come mai mia sorella non me l'hanno mostrata già la prima volta al riconoscimento in questura. Pensavo che andassimo a vedere l'obitorio, invece mi hanno mostrato una fotocopia della fotografia del viso del lato sinistro, non destro. Perché non mi hanno mostrato il destro? Perché era tutto pestato, rovinato, l'arcata sopraccigliare, lo zigomo, la bocca, la lingua, il naso. Allora per questo non mi hanno mostrato. Io ho chiesto: ma cosa, è stata picchiata? Ma no, sul lato sinistro c'era un po' di sangue. Ho detto no, sono delle ipostasi post mortem. Ho detto vabbè, io da profano non sapevo. Quando è stato dopo fatto il funerale, anche là pensavamo che si potesse vederla, come ci sono in tutti i funerali, che mostrassero appunto la salma. Invece anche la bara era chiusa e non l'abbiamo vista. Perché non l'abbiamo vista? Secondo la mia idea è perché non si poteva vederla, era ormai troppo rovinata, il corpo purtroppo era tutto degenerato e non si poteva vederla. E infatti è stata chiusa in un sacco salma e messa nella bara. Questo l'ho saputo dopo, quando è stata portata a Milano per la seconda autopsia. Invece, tanto per specificare, c'è stato un altro omicidio purtroppo in quel periodo. Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso, e lui che era in cimitero vicino a mia sorella, di lui hanno mostrato le foto, tutto, e lei invece no. È stata picchiata di sicuro, e difatti c'è anche una dichiarazione dell'avvocato Cozza nell'ultima trasmissione di Quarto Grado, mi sembra, che appunto che dice qualcosa, però che bisogna aspettare l'autopsia proprio che venga relazionata dai tecnici che sono preposti a questo. Dopo volevo dire anche la bara, anche quella non è stata messa in una bara che non era zincata, pur avendo un'ordinanza
del sostituto procuratore che dice che non può essere né cremata e neanche usata per fini scientifici, allora deve essere teoricamente conservata. È stata messa in quella bara che è come di plastica, di cartone, per essere cremata. E io voglio appunto, chiederò che venga anche là fatta una dichiarazione, una spiegazione perché è stata usata e da chi quel tipo di bara. Da quello che mi è stato riferito, Sebastiano per risparmiare. Del resto lui pensava di cremarla in 5 secondi, quindi perché spendere molti soldi per una bara? Ma tu sapevi che voleva essere cremata Liliana? No, io niente, proprio non so niente. Che abbia detto non lo so, non posso né ammetterlo né negarlo, però a me non l'aveva mai detto e sono sicuro che lei era l'ultimo pensiero questo qua, il fatto di essere cremata. Io penso così, purtroppo penso così, perché pensando al male alle volte si indovina, purtroppo questa è la realtà. Quello che io non capisco, no, che questi presunti opinionisti, e dico presunti perché per me non sono opinionisti, uno che lavora con quarto grado, quell'ex carabiniere e poi quella signora bionda là che è sulla Rai. Ma io dico quello che ho detto sempre dal primo giorno. Secondo me lei avrà avuto un alterco, diciamo, è stata malmenata, era tramortita, invece di essere soccorsa è stata appunto aiutata a morire. Gli ha messo il sacchetto in testa e dopo è stata portata da qualche parte, conservata, perché era conservata, e dopo appunto per farla ritrovare quando fosse stato il bisogno di farla trovare. Ho detto dal primo mese, ricordiamoci, io ho portato alcune foto, solo 2 sono presentabili, le altre anche a me fanno senso. Una sola potrebbe essere mostrata adesso ed è la meno cruenta di tutte le altre sono veramente da brivido. Foto sue di lei, si intende, ecco, dove si vede chiaramente che lei è stata pestata, ma violentemente. E cosa c'era sulla sua mano? Formiche trovate sulla mano. È stato detto che aveva un 4 formiche. A contarle sono 15, solo sulla mano. È la prima volta che io vedo delle formiche morte in bosco, perché di solito vengono portate nella tana dalle loro consorelle, questo è l'uso nelle formiche, e non sprecano niente neanche delle loro zie nonne morte. Per cui questa è la prima foto che io vedo di formiche morte da qualche parte, per capirci, e così tante. Le altre foto mostrano anche quella che è depositata ma è già cruda a vedere, dei granelli, tanti, Lo so, e questo è. Secondo noi potrebbero essere di polline. Per essere conservato ha bisogno di un abbattitore di temperatura. Quindi un posto dove si produce il miele che potrebbe essere in zona. In teoria sì. Attorno a Trieste, soprattutto verso l'Isontino, apicoltori ce n'è a Iosa. Ne conosco io un paio. Però non puoi andare da una persona qualsiasi e chiedere se può usare il suo battitore. In teoria no, in pratica potrebbe essere. Punti di domanda ai quali avrebbe dovuto rispondere già da alcuni anni la Procura di Trieste che, diciamo, obiettivamente Sebastiano ha sempre nominato come primaria, giustamente, nelle ricerche. La Procura di Trieste ha tentato di far passare la fine di Liliana come suicidio. Adesso, dal giugno 23, il fascicolo riaperto dal dottor Dainotti a Trieste parla di riaperto il fascicolo per omicidio volontario dal procuratore detto, con 25 punti da chiarire. Non vediamo l'ora, perché molte fotografie con tanti granelli simili a quello che potrebbero essere di polline. Ovviamente riferimento al solito parente di Visintin che fa quel tipo di lavoro. Per dire... Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.